A San Benedetto è una istituzione, Franco Beccini, 80 anni, per decenni e da decenni soprattutto allieta chi viene praticamente al mercato di San Benedetto cantando. Autore preferito? Attore. Mario Merola. Sì. Adesso però che cosa è successo? Che nei fatti lei non può più andare con la sua piscetta caricando tutto il materiale, perché? Perché mi hanno fermato i vigili, non avevo l'assicurazione, non stavo lavorando allora perché c'ho un mestiere nelle mani, vado a riparare serrate, sono mancate anche queste forze qui, sono a casa senza... Da quanto tempo è a casa? 2 mesi e mezzo. Quanto costa l'assicurazione? L'assicurazione la pago una da 150 per 2 mesi e là se la dobbiamo fare più alta costa già quasi 50, 55-60. Era mi bastava tenerla per 2 Comunque mesi. molte centinaia di euro. Lei quindi adesso non può più cantare e lancia un appello nei fatti a chi la può aiutare. Chi la può aiutare, come può fare per entrare in contatto con lei? Io vengo qui, sono qui abito. Ricordiamo l'indirizzo. Via Baccareda numero 7. Via Baccareda numero 7. Nel citofono c'è Franco Beccini. Sì, c'è anche il fuori, Le manca il fatto di non poter cantare. Mi manca molto. Stavo già piangendo ieri, perché non la posso prendere perché quella mi dava da mangiare. Facevo i trasporti, me ne andavo a suonare, mi dava da fare di tutto. Lei è sposato, Ho figli? Ho 2 figli disoccupati Di quanti anni? e uno ce n'ha 42 e l'altro ne ha 40. Tu figurati, hanno un mestiere nelle mani. Cosa fanno loro? Uno fa la cartongessi e la pittura e l'altro fa il manovale, il muratore, tutto lì. E sono purtroppo disoccupati. Disoccupati. E adesso non c'è più neanche questa entrata, perché lei senza la piscetta non può. No, non entra niente perché non la posso toccare, non la posso toccare, perché se la tocco posso rischiare che mi arrestano, perché no, uno che c'ha l'assicurazione salute. I vigili mi hanno detto, erano 2 vigili quando mi hanno fermato. Allora, di conseguenza non la usi, anzi se la trovano in campo per non disturbare la città, quelli che si posteggiano. Lei comunque vuole ritornare a cantare, quindi per chi vuole aiutarla deve citofonare a Cagliari in via Baccaretta 7 Io sono qui. e aspetta chiunque a braccia aperte chi può aiutarla. Sì, io rimango a casa, sono dove va. A volte esco poco, faccio così. Così non mi trovano da segreto, tutti.